Hai lasciato il tuo regno, hai donato la tua vita, hai sofferto la croce per me. Sei venuto per guarire, sei venuto per servire, sei venuto a morire al posto mio. I miei peccati hai perdonato, Dio, le mie iniquità hai lavato col tuo sangue, ora io vivo in te. La tua gioia è la mia forza, il mio rifugio sei, prezioso Salvatore, Gesù, Gesù, Santo, Santo, Santo sei, Signore, Santo, tu sei santo, Gesù, mio Re. Hai lasciato il tuo regno, hai donato la tua vita, hai sofferto la croce per me. Sei venuto per guarire, sei venuto per servire, sei venuto a morire al posto mio. I miei peccati hai perdonato, Dio, le mie iniquità hai lavato col tuo sangue, ora io vivo in te. La tua gioia è la mia forza, il mio rifugio sei, prezioso Salvatore, Gesù, Gesù, Santo, Santo, Santo sei, Signore, Santo, tu sei santo, Gesù, mio Re. Santo, Santo, Santo sei, Signore, Santo, tu sei santo, Gesù, mio Re. Alleluia a te, Signore. Ti ringraziamo per questo giorno. Tua benignità dura in eterno, È Signore. vero, tu sei santo, La tua Signore, fedeltà è e sembri perfetta. irraggiungibile, ma al tempo stesso sei il nostro Alleluia. Dio personale. Tu sei Grazie, vicino a noi Signore. nel nostro cuore. Tu sei vicino a chi ha il cuore rotto. Signore, benedici questo giorno. Le tue lodi possiamo innalzarle, Signore, che tu sei degno. Noi non lo siamo, solo tu ci hai resi degni, Signore. Signore, fa che possiamo dedicare questo giorno a te. Tutto viene dal nostro cuore, non c'è niente di esteriore. Tu guardi al cuore di ciascuno di noi. Benedici questo tempo, Signore.
fa che veramente possiamo cantare le nostre lodi con gioia. Signore, fa che noi sempre crediamo che la tua parola apre le porte, Signore. Fa miracoli, smuove le montagne. Grazie Gesù, ti siamo veramente grati questa mattina. Gloria a Gesù, Signore. È un privilegio che tu ci doni questa mattina, Signore. Essere qui insieme, Signore. Oh, alleluia. Che sogno perché il grande Dio mi accolga a sé. Ero perso e mi salvò, è il suo amore, è il suo amore. Chi lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, sia così. Libertà ora ho perché mi riscattò. Vivevo in schiavitù, ma Gesù morì. Sì, per me morì. Chi lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, sia così. Nella casa sua per me posto c'è. Sono figlio suo, sia così. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Che Dio dice di me. Chi lui libera, libero sarà. Sono figlio suo, sia così. Nella casa sua per me posto c'è. Sono figlio suo, sia così. Nella casa sua per me posto c'è. Sono figlio suo, sia così. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me. Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me.
Siamo qui per te. Muoviti fra noi. Quello che hai fatto già lo rifarai per noi. Se gridiamo a te, i morti vivono, niente è impossibile, la tua presenza è qui. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. Tu conosci già ciò che è dentro noi, nella prova basterà una parola tua. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. Vogliamo te, vieni e fai ciò che vuoi. Muoviti qui come solo tu puoi. Vogliamo te, vieni e fai ciò che vuoi. Muoviti qui come solo tu puoi. Vogliamo te, vieni e fai ciò che vuoi. Muoviti qui come solo tu puoi. Vogliamo te, vieni e fai ciò che vuoi. Muoviti qui come solo tu puoi. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. Farai miracoli, noi crediamo in te, nella potenza del tuo nome, Gesù. 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 Credono in un Dio dei miracoli? Quanti credono che il nostro Dio fa miracoli? Amen, alleluia. Dio non ha bisogno di mostrarci nulla, siete d'accordo? Accomodatevi, grazie. Dio non ha bisogno di mostrarci nulla, è solo che noi dobbiamo credere anche attraverso la sua manifestazione.
Dio manifesta la sua gloria in mezzo a noi. Gloria a Dio. Stamattina voglio parlarvi. Qual è il titolo? Non lasciarti rubare il cuore. L'avete mai sentito questa espressione? Oppure l'avete mai detto? Io l'ho sentito ad esempio dai fidanzati. Quando vengono, pastore, mi ha rubato il cuore. Mi ha rubato il cuore. Poi dopo un po' quel cuore gli viene restituito. E anche in malo modo a volte. Siete d'accordo? Ci siete? Mi vai a prendere un secchio d'acqua da là, per favore, che cerco di svegliare un po' qualcuno che dorme ancora. Gloria a Dio! Allora voglio parlarvi proprio di questo. Innanzitutto anche mi sono dimenticato, ce l'ho anche qua davanti, mi ero detto... Al convegno pastorale che sono stato questi giorni, tre giorni sono stato lì, e abbiamo trattato il tema Ho bisogno di un padre, o fammi da padre. Questo libro è appena uscito e l'hanno finito di stampare a ottobre. Io me ne sono preso un po' di copie, è bellissimo, è molto bello, potete anche regalarlo a dicembre, potete regalarlo a qualcuno per Natale. Parla di una storia di un padre che poi è un pastore e quindi parla dell'esperienza di come padre e veramente mi hanno detto, io non l'ho ancora letto e non ho avuto tempo, però è stato trattato questo argomento per lo studio pastorale perché in realtà nelle chiese ci sono molti tutori ma pochi padri, molti insegnanti, ci sono tanti che ti dicono sempre il verso biblico adatto per te ma pochi che ti fanno piangere sulle loro spalle. Siete d'accordo? E ci sono invece tante volte che tu hai bisogno di qualcuno che ti ascolti, qualcuno che ti dà la sua spalla per dire piangi qua, non preoccuparti, sono vicino a te. Non è quello che faceva Gesù? E noi siamo cristiani. Cristiani che cosa sono? Sono quelli che si identificano in Cristo e rispecchiano Cristo. Quindi c'è questo qui, potete andare da Carlo, costa 15 euro. Io intanto ne ho preso una decina e sono sicuro che finiscono subito. Poi c'è ancora il libro della moglie del pastore Mango, Elena, che ci aveva lasciato l'altra volta. Anche questo è molto bello, la sua esperienza. La parola amala ed essa ti proteggerà. Proverbi capitolo 4, versetto 6. Quindi anche se dovete fare un regalo, potete prendere questi libri. Bene, ho smesso la pubblicità. Sapete qual è la malattia? Nel mondo le malattie che sono causa di morte, quella che è al numero 1, sapete qual è la malattia, la causa di morte? Non sento. Infarto o tutto quello che riguarda intorno al cuore. Io pensavo ai tumori, che noi sentiamo qualcuno un tumore, pensavo al tumore. Invece ho fatto una ricerca. Nel mondo le malattie cardiovascolari colpiscono 471 milioni di persone e rappresentano le principali cause di morte con il circa 17,6% milioni di decessi all'anno, con una tendenza ad aumentare fino al 24% nel 2030. Questa è una statistica fatta nel 2019. Se andate su Google, quindi siamo nel 2023, quindi adesso la statistica dice che già è aumentata al 19% nel mondo. Il cuore. Il cuore è un organo meraviglioso. Pensate quanto sangue attraverso il nostro cuore lo pompa, che voi neanche potete immaginare. Quanti litri passa, purifica, esce fuori il nostro cuore. Basta un attimo, che quando sono stato anch'io nella sala, dopo essere operato lì, senti questo ting, ting, ting. Basta che quello sei dall'altro mondo. È un attimo. Leggiamo la parola di Dio, andiamo in Prima Re capitolo 3, leggeremo dal versetto 7
avevo scritto 9, scusami Gildo, ma dal versetto 7, prima Re, 7. Salomone dice: ora, o Eterno mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre, ma io sono che un fanciullo e non so né come uscire e né come entrare. Inoltre il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che tu hai scelto, un popolo grande, troppo numeroso per essere contato e calcolato. Concedi dunque al tuo servo un cuore intelligente, perché sappia giudicare il tuo popolo e sappia discernere il bene e il male. Chi infatti potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo così numeroso? Di notte Dio compare a Salomone e gli chiede: che cosa vuoi che io faccia per te? E Salomone dice: Signore, io desidero un cuore savio, un cuore intelligente, per portare avanti il tuo piano, perché io sappia come comportarmi. E Dio ascolta questa preghiera, addirittura ci dice il versetto 10, piacque al Signore che Salomone avesse fatto questa richiesta. Allora Dio gli disse: poiché hai domandato questo e non hai chiesto per te né lunga vita, né ricchezza, né la morte dei tuoi nemici, ma hai chiesto intelligenza per comprendere ciò che è giusto. Ecco, io faccio come tu hai chiesto, ti do un cuore saggio, intelligente, così che non c'è stato nessuno come te prima di te e non sorgerà nessuno come te dopo di te. Salomone è partito bene. Salomone ha chiesto questo al Signore. Ma che fine ha fatto Salomone? Che cosa ha fatto Salomone? Salomone ha ricevuto, dopo aver chiesto al Signore, la storia ci dice in Proverbi, al capitolo 4, versetto 3 e 4, Proverbi dice che quando ero fanciullo presso mio padre, tenero e caro agli occhi di mia madre, egli mi ammaestrava e mi diceva: il tuo cuore, cioè Davide suo padre, gli diceva: il tuo cuore ritenga le mie parole, custodisci i miei comandamenti e vivrai. Gli insegnava da piccolino l'importanza di custodire il suo cuore. Versetto 20 e 23 dice: figlio mio, fa attenzione alle mie parole, porgi l'orecchio ai miei detti, non si allontanino mai dai tuoi occhi, custodiscili nel centro del tuo cuore, perché sono vita per quelli che li trovano, guarigione per tutto il corpo. Custodisci il tuo cuore con cura, con ogni cura, perché da essi scorgono le sorgenti della vita. Questo custodire è stato quello che il Signore ha parlato al mio cuore. Ci troviamo in momenti così difficili. Stiamo vivendo in una società dove il peccato non viene più chiamato peccato, dove tutto sta cercando di entrare nella nostra ottica come far passare per normale, tutto per normale. Mi sembra un po' di vivere ai tempi dei giudici, quando ognuno si faceva la legge per sé. C'è chi si fa la giustizia da solo. Stiamo vivendo veramente situazioni così difficili. E che cosa succede? Succede che tutto quello che c'è intorno a noi, tutto quello che succede, sapete dove va a finire? Va a finire nel cuore. Dio ha messo al centro della nostra vita quest'organo dove tutti i sentimenti risiedono. E il cuore, io mi sono fatto un attimo uno di questi. Il cuore è una spugna. Il cuore assorbe. E quello che tu gli dai da mangiare, lui assorbe. Quello che tu ascolti, lui assorbe. Quello che succede nella tua vita assorbe. E assorbendo, dice la parola di Dio,
che dalla bocca dell'uomo esce ciò che c'è nel cuore. Vi è mai successo di arrabbiarvi e uscire dalla vostra bocca qualcosa che non volevate che uscisse? Ma perché è successo? Perché hai permesso che certe cose entrassero nel tuo cuore. Gli apostoli si preoccupavano dell'esteriore dei problemi. L'apostolo dissero a Gesù e anche a Paolo, dovette anche dirlo Paolo, loro si preoccupavano di quello che mandavano, quello che mangiavano, perché non potevano mangiare roba impura. Ma Gesù gli disse: non è peccato quello che entra dalla bocca, e anche Paolo lo dice. Non è peccato, ma quello che esce dalla bocca, perché procede dal cuore. Salomone chiese al Signore un cuore saggio, un'intelligenza. Però nella sua vecchia vita, quando era anziano, Salomone, ci dice la scrittura, qualcosa di terribile. Guardate cosa ci dice in Prima Re capitolo 11, il versetto 4. Così quando Salomone fu vecchio, le sue mogli fecero volgere il suo cuore verso altri dei, e il suo cuore non appartenne interamente all'Eterno, il suo Dio, come il cuore di suo padre Davide. Salomone ebbe, chi mi sa dire quante mogli aveva Salomone? Quanto? 700 mogli. E non contento, se ne fece anche 300 concubine. 1000, che io non so neanche se li conosceva, perché se stava con uno una notte, fra 3 anni si incontrava un'altra volta con lei. 3 anni. È pazzesco. Il cuore è una spugna. Luca capitolo 6 versetto 45 dice: l'uomo buono dal buon tesoro nel suo cuore trae fuori il bene, e l'uomo malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore trae fuori il male. Poiché dall'abbondanza del cuore parla la bocca. Dobbiamo fare molta attenzione a quello che entra dentro la nostra vita. È molto importante. Il primo comandamento che Dio ha dato, che Gesù lo ha detto, vi ricordate? Qual è il primo comandamento? Ce lo dice Gesù, non è quello che noi leggiamo in Esodo capitolo 20, ma Gesù dice che il primo comandamento è: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. Con tutto il tuo cuore. Dio guarda al nostro cuore. Dio non guarda l'esteriore come guardano gli altri. Dio non guarda l'esteriore, Dio guarda il cuore. E questa mattina il Signore sta guardando il cuore di ognuno di noi che siamo qui. E lo conosce perfettamente. Vi ricordate Samuele? Non guardare quello che guardi tu quando dovette scegliere Davide. Perché Dio non guarda l'esteriore, Dio guarda al cuore. E io ringrazio il Signore per quante volte Dio ha guardato il mio cuore. Perché Lui conosce i nostri cuori. Dio ha sempre guardato il cuore. Guardate in Genesi capitolo 6 versetto 5. Ora l'Eterno vide la malvagità degli uomini, era grande sulla terra, e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non era altro che male in ogni tempo. Dio guarda il male, pensieri cattivi che ci sono nel nostro cuore. Gesù ci ha detto che quando noi abbiamo desiderato una donna nel nostro cuore, abbiamo commesso adulterio. Non c'era bisogno dell'atto, ma nel cuore, perché tutto parte da qui, nel cuore. Deuteronomio capitolo 9 versetto 4: quando il Signore il tuo Dio li avrà scanciati davanti a te, non dire nel tuo cuore, non dire nel tuo cuore. Dio sa quello che tu dici nel tuo cuore, Dio sa quello che noi diciamo nel nostro cuore. Anche quando stiamo davanti a qualcuno e dici: a questo qui lo ucciderei. Dio sa quello che sta uscendo dal tuo cuore, non è uscito dalla tua bocca, ma è uscito dal tuo cuore.
E questo dobbiamo avere una certa consapevolezza di questo. Ecco perché la parola di Dio ci dice abbiate la mente di Cristo. Dobbiamo controllare noi stessi. Ma chi abita nel nostro cuore? Chi abita nel nostro cuore? Un bambino era andato dal chirurgo cardiologo per essere operato e il dottore gli aveva detto che doveva aprirgli il cuoricino e lui ha detto: le chiedo una cosa, di non far male a Gesù perché è nel mio cuore. Perché quando lei lo aprirà e troverà Gesù, ma mi raccomando, non gli faccia del male. E gli ha tratto lode dalla bocca dei fanciulli, siete d'accordo oppure no? Nel Deuteronomio capitolo 15 versetto 7 dice: se ci sarà in mezzo a voi una delle città del paese che il Signore il tuo Dio ti dà, un fratello bisognoso, non indurerai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso. Quando noi facciamo qualche azione, qualche cosa, Dio guarda il cuore. Dio non guarda quello che tu dai, Dio guarda il cuore. Gesù ha guardato quella donna mentre tutti gli altri offrivano le offerte, magari li facevano anche suonare, dice la scrittura, no? Facevano le offerte, quindi risuonava quello che loro mettevano dentro alle casse per mettersi, ma c'era questa povera donna vedova che non aveva nulla, ma tutto quello che aveva, pochi spiccioli, li ha messi tutti lì. E Gesù l'ha lodata e ha detto: vedete, quella lì, quella donna lì ha messo tutto quello che aveva. Il Signore conosce soprattutto a chi appartiene il nostro cuore. Questo è importante. Ci sono persone, mi avete sentito più volte, che amano più i mariti, le mogli o i figli più di Dio. E Gesù ha detto: chi ama padre o madre o figlio o figlia più di me non è degno di me. Dio non vuole che noi non amiamo i nostri figli, ce li ha donati, che amiamo nostra moglie, ce l'ha donato, ma Egli desidera che noi abbiamo una priorità. Lui viene al primo posto. Noi amiamo il donatore, non il dono. Siete d'accordo con me? Alleluia! O Gerusalemme, dice Geremia capitolo 4 versetto 14, purifica il tuo cuore dalla malvagità affinché sia salvato. Fino a quando rimarrai in te i pensieri iniqui? Fino a quando avrai questi pensieri in testa? Ma vedete come collega i pensieri con il cuore? Purifica il tuo cuore, perché questi pensieri stanno facendo assorbire il tuo cuore malvagità. E il tuo cuore poi rovescerà fuori tutto quello che c'è nel tuo cuore. Davide diceva: oh Dio, crea in me un cuore puro e metti dentro di me uno spirito ben saldo. Un cuore puro. Cosa significa avere un cuore puro? Avere un cuore secondo il cuore di Dio. E Dio lo dice: mi sono scelto un uomo che è l'uomo secondo il mio cuore. Perché Davide sapeva riconoscere il peccato. Perché Davide sapeva piegare le proprie ginocchia davanti a Dio e confessare il peccato. Fino a quando ho taciuto le mie ossa si sono consumate, dice Davide, ma quando ho confessato il mio peccato davanti a te, tu mi hai liberato. Fratelli, ci sono delle situazioni che abbiamo permesso di entrare al nostro cuore, che se noi viviamo in questa situazione è perché ci sono delle situazioni che abbiamo permesso di entrare nel nostro cuore. Sapete che la maggior parte delle malattie vengono da situazioni, da parole che hanno ferito il nostro cuore, da situazioni che abbiamo permesso che questi non sono entrati e usciti, ma hanno fatto deposito nel nostro cuore. E molte persone
hanno fatto un infarto per questo. Molte persone sono rimaste malissime. Avete mai sentito dire era meglio che mi davi un pugno in faccia che una parola detta in quella maniera? Perché ci sono persone che portano ancora delle ferite di parole che hanno ricevuto un tempo, offensive, maledizioni, che hanno lavorato in quel cuore. E in questo caso solo il Signore può intervenire e purificare quel cuore. Però, c'è un però, io gli devo dare l'opportunità di lavorare nel mio cuore. Io gli devo dire sì, Signore, lavora nel mio cuore. Guardate cosa dice la parola di Dio. Ed è questo che poi dopo io vorrei prendermi un attimo di preghiera. Perché il messaggio che Dio mi ha dato al mio cuore questa mattina non è tanto parlarvi intorno a questo argomento, ma è ciò che Dio vuole fare riguardo a questo argomento. Sono stato chiaro? Dice così. Efesini, capitolo 4, dal 30 al 32. E non contristate lo Spirito Santo. Possiamo contristare lo Spirito Santo? Possiamo contristarlo. Lui vuole operare questa mattina nel nostro mezzo. Quanti sono venuti qua per dire: Signore, dammi una parola, rispondi alla mia preghiera per favore. Signore, parla al mio cuore. Abbiamo detto così oppure no? Ma sapete che noi possiamo contristare lo Spirito Santo? Contristare vuol dire no, rigettare. E qual motivo? Con il quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Sia rimosso da voi ogni amarezza, ira. Questa traduzione, poi leggo la mia traduzione. Ogni amarezza, ira, cruccio, tumulto, maldicenze, con ogni sorta di malizia. Tutto questo non permette allo Spirito Santo di lavorare nella nostra vita. Non possiamo ricevere se non svuotiamo. Se dovessi dire a delle sorelle: hai mai pulito la casa senza togliere quello che era sporco prima? Si può fare? Ditemelo, sorelle, perché siete voi che la maggior parte pulite le case. No, dovete prima togliere, svuotare, togliere e poi dopo mettere quello che magari avete anche comprato. Non mettereste mai nulla su qualcosa che è sporco. Siete d'accordo oppure no? Lo stesso è lo Spirito Santo. Lui vuole lavorare nella nostra vita, ma vuole togliere dal nostro cuore tutto quello che noi abbiamo permesso che entrasse nella nostra vita. Allora ecco le maldicenze. La mia traduzione dice così: amarezza, ira, malumore, confusione, maldicenza, malizia, gelosie, invidia, preoccupazioni, paure. Tutte queste cose regnano nei cuori di chi gli ha permesso di regnare. Gli abbiamo dato l'usufrutto e gli abbiamo detto: ok, ma non è un cuore secondo il cuore di Dio e non è quello che Dio desidera da te. Quanti sono convinti che Dio li ha chiamati per essere testimoni? Dio non ci ha chiamati perché passassimo dalla Chiesa cattolica alla Chiesa evangelica. Dio ci ha chiamati per fedele testimoni. La nostra non è una religione, la nostra è una relazione che abbiamo con Cristo. E quelli che hanno relazione con Cristo si identificano con Cristo e la loro vita com'è? Non sono più io, ma è Cristo che vive in me. E gli altri devono vedere Cristo in te. Non possono vedere tutte queste cose. È vero che siamo umani, è vero che certe cose ci colgono, è vero, ma non possiamo permettere che il nostro cuore continui ad essere così amareggiato, così afflitto.
Amarezza, ira, malumore, confusione, maldicenza dalla nostra bocca. Non è possibile. Gesù ci ha detto: benedite quelli che vi perseguitano e non maledite. Quanti sanno che la maledizione coglie? Dobbiamo fare attenzione a quello che diciamo. La nostra bocca deve proferire non solo quando siamo in chiesa nel lodare il Signore, ma ogni giorno, 24 ore su 24. Noi siamo la chiesa che cammina per strada. La chiesa non sono le mura, la chiesa siamo noi. Amen. Io quando sono entrato nelle carceri ho detto: ecco che entriamo in un luogo dove il peccato abbonda, la grazia di Dio sovrabbonda. Alleluia. Entra la luce. Chissà quanti detenuti stanno aspettando una parola di conforto e Dio ci ha aperto questa porta, fratelli. Noi dovremmo gioire, dovremmo saltare. Non siamo una chiesa enorme, non siamo pochissimi. Abbiamo sentito una sola volta un concerto, è stato lì, ma io non ho mai sentito che ci sia stato lì qualcuno che abbia, o anche proprio nel Veneto, dei concerti all'interno delle carceri. Dio ci ha aperto una porta nell'ospedale, mai accaduto, mai successo. Noi andremo lì che magari il Signore guarisce tutto l'ospedale. La verità è che i giornalisti ci hanno contattati. Dovremmo vedere TVA, abbiamo la conferenza stampa. Lunedì avremo la conferenza stampa. Provate a immaginare, la Chiesa Evangelica di Marostica sarà nell'ospedale, sarà nelle carceri a proclamare il Vangelo, perché questo è gospel, Vangelo di Gesù Cristo. Alleluia! E chi apre le porte? Chi lo può fare? Il Signore. E perché lo può fare? Perché ha scelto te per essere un testimone fedele e verace. E noi vogliamo ringraziare il Signore che ha scelto noi. E allora vogliamo dire, come disse l'apostolo Davide: oh Dio, crea in me un cuore puro. Timoteo dice, prima Timoteo 1,5, l'apostolo Paolo scrivente dice: ciò che mi sta più a cuore è che tutti i cristiani siano guidati dall'amore che viene da un cuore puro. Che tutti i cristiani, di ogni denominazione cristiana, perché la denominazione l'ha creato l'uomo, ma che ogni cristiano che si chiama tale e che ha fatto un'esperienza con Cristo Gesù, il Signore, siano guidati dall'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Non è meraviglioso? Allora io vorrei adesso che i musicisti vengano qua su, che gentilmente vi alzaste tutti quanti. Alleluia. E facciamo una cosa. Vorrei che ognuno di noi, qui presente, avete un inno? La ragione della vita, chiamare te. Vorrei che mentre cantiamo questo inno, possiamo cantare Tocca il mio cuore, è bellissimo. Un cantico che cantavamo molti anni fa, Tocca il mio cuore, ho tanto bisogno. Quanti hanno bisogno del tocco della mano di Dio? Scusatemi, per quanti era questo messaggio? Ma neanche per me, sapete, perché c'è amarezza nel mio cuore. Quello che ho elencato qui magari c'è nel tuo cuore, ma vogliamo uscire come siamo entrati o vogliamo uscire trasformati? E allora metti la mano sul tuo cuore e allora chiudi i tuoi occhi, abbassi il capo. Metti la tua mano sul tuo cuore e tu dici: ogni amarezza, Signore, ogni ira, ogni malumore,
la confusione che c'è nel mio cuore, nella mia mente. Signore, le maldicenze che magari ho detto o ho sentito, ogni malizia, gelosie, invidia, preoccupazione e paura siano completamente fuori dal mio cuore, Signore. Ti chiedo di toccare il mio cuore questa mattina. Ascoltiamo questo messaggio. Alleluia. In questo momento Mi sei accanto. mi sei accanto, Ti voglio sentire. ti voglio sentire, Sentire dentro il mio cuore. sentire dentro il mio cuore, Con la tua mano puoi tu toccare. con la tua mano. Oh, alleluia. Puoi tu toccare, Toccare il mio cuore toccare il mio cuore, per aprirlo, Signore. per aprirlo, Signore. Dillo al Signore, tocca il mio cuore. Tocca il mio cuore, tocca il mio cuore. Ho tanto bisogno. Ho tanto bisogno Alleluia. della tua mano, Signore. Oh sì, tocca il mio cuore, Vogliamo avere un cuore puro. tocca il mio cuore. Ho tanto bisogno della tua mano, Signore. In questo momento Mi sei accanto. mi sei accanto. Alleluia. Gloria a Gesù. Ti voglio Lascia che il Signore ti tocchi sentire, questa mattina. Egli è lì vicino a te. sentire dentro il mio cuore, Digli, Signore, prendi il mio cuore questa mattina. con la tua mano. Alleluia. Puoi tu toccare. Puoi tu toccare, Alleluia. Signore, porta fuori tutto quello che non Toccare il mio glorifica cuore. il tuo nome questa mattina. per aprirlo, Signore. Oh, alleluia. Tocca il mio cuore, tocca il mio cuore. Ho tanto bisogno della tua mano, Signore. Oh sì, tocca il mio cuore, tocca il mio cuore. Ho tanto bisogno della tua mano, Signore. Ogni occhio è chiuso, per favore. Stamattina voglio parlare in modo particolare, sento nel mio cuore che ci sono dei cuori feriti. Ci sono delle parole che hanno ferito il tuo cuore. Ci sono delle notizie che ti sono arrivate, che tu hai permesso a quelle notizie di far sì che potessero, quella notizia, mettere una ferita nel tuo cuore. Qualcuno ti ha detto che tu non potrai avere più figli. Voglio dirti questa mattina, solo il Signore ha l'ultima parola sulla tua vita. Ci sono delle parole a volte che arrivano e noi gli permettiamo di lavorare nella nostra mente, nel nostro cuore, e queste creano delle barriere. Ci sono delle ferite nella tua vita, da piccolina o da piccolino. Sei stato ferito con delle parole così forti nella tua vita che hanno creato una barriera e non riesci ad abbatterla. Questa mattina vuoi dire: Signore,
Getta ogni barriera che io ho alzato nel mio cuore. Questa mattina io voglio confidare in te, Signore. Credo alla tua parola, credo alle promesse della tua parola. Io so, Signore, che tu hai una parola per me questa mattina. Lui ti dice non temere, perché io ho tutto sotto il mio controllo. Tu non sei ciò che gli altri hanno detto che tu sei ciò che io dico che tu sei. Non lasciare che queste ferite continuino a lavorare nella tua mente, nel tuo cuore. Tu non sei stupida, non sei stupido. Tu sei prezioso ai miei occhi, dice il Signore. Ho un piano meraviglioso per te. La tua preghiera è del continuo davanti a me. Nulla è stato gettato via o dimenticato. Io ho tutto davanti a me, dice il Signore. Questa mattina sto parlando al tuo cuore, perché desidero che il tuo cuore sia spazzato, purificato e imbiancato con il prezioso sangue del mio figlio Gesù. E allora io posso donarti quello che tu mi hai chiesto, dice il Signore. Abbi fede in me. Il sangue del mio figliuolo ancora oggi è potente da purificare da ogni macchia di peccato. Non pensare più, non guardare più all'ostacolo, dice il Signore, ma alza gli occhi verso i monti, perché l'aiuto viene da lì. Il mio aiuto viene da lì. Alleluia. Ti chiedo solo semplicemente, se questo messaggio è per te, non ti chiederò di venire qui davanti, ma ti chiedo solo e semplicemente, per favore, mentre ogni occhio è chiuso, di alzare la tua mano e dire: Signore, sono qui, eccomi, io ho bisogno, hai parlato al mio cuore. Figlio mio, dammi il tuo cuore più di ogni altra cosa e tu prenderai piacere nelle mie vie. Questa vita non ti potrà dare nulla che possa portare gioia al tuo cuore. Io posso dare pace al tuo cuore, posso dare pace all'anima tua. Tu affronterai il domani con la mia pace nel tuo cuore. Inizierai a vedere le cose completamente differenti. Non ti affannerai più per correre, per cercare di trovare pace nella tua vita. Voglio dirti questo, dice il Signore: ricordati che l'uomo delude, ma io non deludo nessuno, dice il Signore. Io ti amo di un amore eterno. Ho dato mio figlio per te, affinché tu abbia vita e vita d'esuberanza. Questa mattina, dice il Signore, desidero abbracciarti, desidero farti sentire tutto il mio amore che io ho per te, e voglio dirti questo, che mai una volta il mio sguardo si è mosso dalla tua vita. Da quando sei nata, il mio sguardo è stato sempre su di te. Non t'ho mai lasciato, non t'ho mai abbandonato. Se ti senti di mettere una mano sulla spalla al fratello, alla sorella, ti senti di prenderla per mano, ti senti di muoverti e andare a pregare per qualcuno, lascia che lo Spirito Santo ti guida. Alleluia, siamo nella piena libertà dello Spirito Santo.
sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te, Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te, Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, tu sei la certezza in un mondo che è senza, tu sei il mio Dio, non dubito. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te, Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te, Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, tu sei la certezza in un mondo che è senza, tu sei il mio Dio, non dubito. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. Se Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me, io vincerò comunque. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio, del cuore mio. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio. Tu sei la certezza in un mondo che è senza, tu
Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Nuccia. E la torta dov'è? E la torta... No. Ok, Anna vuole dirci qualcosa allora. Accomodatevi un attimo e poi andiamo via. Forse io dico 4 parole, può darsi che sono 5. Volevo soltanto dire che sono nata Un attimo, Anna. nel 1935. Ho fatto una vita serena, ho avuto dei genitori magnifici. Anche allora il Signore mi ha benedetto. Certamente non lo sapevo che c'era un Dio che benediceva. Poi sono passati gli anni, però c'era l'amore in casa mia, c'è tanto amore, non c'erano comodità, non c'era niente come quello che c'è adesso, televisione, riscaldamenti, lavatrice, asciugatrice, tutto. I mattoni si facevano a Noi mano. non abbiamo mai desiderato, perché quell'epoca era così. Però c'era l'amore in casa mia, che nostra madre ci ha dato l'amore, ci ha insegnato l'educazione. Adesso invece, voglio saltare subito, adesso c'è tanta ricchezza, ma non c'è amore. Vi posso garantire con l'esperienza della mia vita che non c'è amore. Forse c'è più odio, c'è più maldicenza. Nessuno ha capito il sacrificio che Gesù ha fatto per noi. E quando l'ho capito, quando il Signore è venuto ad abitare nella mia vita e ha cambiato letteralmente la mia vita, ha cambiato veramente il modo di vivere nella mia vita. Ho incontrato un uomo che veramente insieme abbiamo lodato il Signore, abbiamo fatto cose grandi. Ed io da 1975 ho conosciuto sorelle, ho conosciuto pastori, ho conosciuto la parola di Dio, ho lavorato per il Signore. Però io ringrazio il Signore perché il Signore mi ha dato questa opportunità, mi ha fatto maturare. Adesso questi momenti di questa età ho avuto dei problemi, però il Signore mi ha fatto attraversare il tunnel, mi ha portato all'altro lato, ha detto tu devi vivere ancora per portare la parola di Dio. Gloria a Dio. E il Signore mi sta usando. Anche di notte io prego per voi. Vi posso garantire che è così. Io prego per voi. Io penso a tutti voi, perché voi siete la mia famiglia. La famiglia cristiana, che è una famiglia importante. Forse qualcuno è un poco più, la pensa più leggermente, non è così. E io vi voglio consigliare che il Signore ha creato l'uomo e ha fatto sì che l'uomo faccia tante cose, ha fatto per noi. Ci ha dato la possibilità di comunicare attraverso un piccolo telefonino. Io sto vicino al telefonino dalla mattina alla sera, perché io voglio chiamare a tutti. Non mi interessa per quello che fanno, voglio soltanto sapere come stai. Amen. E basta. Amen. Io tengo a Gianni, che per me è un figlio. Io tengo a voi, che lo so che mi amate, lo so. Io so tutto. E io ringrazio il Signore che sono arrivata a quest'età, perché non mi aspettavo. Amen. Questo. Mia figlia stamattina ha detto, mamma, tu pensavi di arrivare a quest'età? No. È una cosa, è una novità, una cosa bella. Perché il Signore tu devi servire ancora a me. E io gli posso comunicare. Quando una persona non viene più, chiamatela. Fate, come dice la parola di Dio in Romani, raunerai i carboni accesi sul suo capo. La fai pensare, mamma mia, nonostante ciò, però che mi ha pensato. E io penso a tutti. Amen. Pregate per queste persone, perché loro hanno conosciuto il Signore. E io vi assicuro che quando si conosce il Signore si deve perseverare
nella sua parola. Io in male e in bene sono andata avanti e io voglio ringraziare il Signore e per chi vi circonda, Amen. per l'affetto vostro. Amen. Vi chiedo- Amen. Marco, ho pensato di portarcela nelle carceri a predicare. Cosa dite? Io penso che lei veramente... O i carcerati dite fatemi uscire, non ce la faccio più. Oppure si convertono. Eh sì, gloria a Dio. Bene fratelli, vogliamo adesso salutarci l'un l'altro abbracciandoci, andare a casa e dire è stato bello che sei stato qui con noi questa mattina. Sono certo che il Signore ti ha benedetto. Amen. Gloria a Dio. Esatto, te voglio bene. Te voglio bene.